Circondata da una piccola pineta, Malgameda si affaccia sui pascoli che si rincorrono in morbide linee ondulate lungo il versante trevigiano del Monte Grappa. Un panorama che sembra far rallentare il tempo, portando lo spettatore a respirare con lo stesso quieto e sereno ritmo della montagna. Qui, a 1492 metri d'altitudine, la famiglia Carraro porta all'alpeggio le proprie vacche da latte e quelle del proprietario della malga. Quasi 200 animali che brucano indisturbati tra le cicatrici lasciate dal primo conflitto mondiale. Trincee ma anche tunnel scavati nella roccia, diventati oggi il luogo ideale per conservare il vino. Testimonianza della storia vissuta dal massiccio del Grappa, tra le quali è stata costruita circa 50 anni fa Malga Meda. Ce ne parla la signora Esterina, che da 21 anni vi lavora con la famiglia, ogni anno da giugno a settembre. Era Villa Contessa Volpi del Masè, che aveva i fituai e mandava sui vesti in Gaia, qua. E dopo cercava il fenga che fuori di AI, diceva, che aveva tutti gli operai qua. Dopo il tempo dell'estate ospitava bambini, un mese 30, dopo un altro mese, anzi 30. Dopo oltre mezzo secolo Malgameda ha mantenuto il suo ruolo, una piccola isola di umanità persa nell'immensità della montagna, che riprende vita durante il periodo estivo. E come per ogni malgaro, dalle prime luci dell'alba all'imbrunire vivono come eremiti tra cielo e terra, saggi custodi dell'arte casearia tradizionale. Ogni giorno il latte appena munto viene lavorato chiudendo il ciclo di trasformazione delle preziose essenze che crescono nei pascoli. Dal verde dell'erba si passa così alle forme pallide e dorate del morlacco e del bastardo del grappa, formaggi unici come le località in cui vengono prodotti. Una qualità di lavorazione che l'anno scorso è stata premiata nel corso di 2 manifestazioni. La seconda edizione di Caseus Veneti, concorso riservato ai migliori formaggi prodotti nei caseifici e nelle malghe del Veneto, e la 10ª rassegna dei formaggi della montagna veneta al 6º concorso interprovinciale del morlacco e del bastardo del grappa. Situata lungo percorsi escursionistici di grande suggestione, Malgameda si trova nel territorio del comune di Borso del Grappa, in provincia di Treviso, ma può essere raggiunta in auto da Romano de Zelino, nel Vicentino.